Treviso celebra il genio di Hokusai con una mostra unica al Museo Bailo che aprirà sabato e proseguirà fino al 28 settembre dal titolo L'acqua e il segreto della grande onda. Un percorso immersivo che esplora il legame dell'artista con l'acqua e le innovative tecniche che hanno reso la sua opera iconica a livello mondiale. Tra le tante opere, un focus speciale è dedicato alle onde, simbolo della potenza della natura dove l'arte e la scienza si fondono con la creatività. Hokusai ha indagato le onde e fino alla fine dei suoi giorni le ha cresciute, le ha evolute come se fossero delle creature. E poco prima di morire scrisse dei libretti perché il suo obiettivo era: voglio mettere anche i bambini nella condizione di saper rendere l'impeto delle cascate e la forza dell'oceano. L'esposizione presenta oltre 150 opere che testimoniano l'eccentricità e la costante ricerca artistica dell'artista giapponese, dipinti, libri manga inediti e persino abiti. Hokusai era anche uno stilista, faceva dei cataloghi di moda per i kimoni e un kimono della fine dell'Ottocento ha proprio al centro raffigurato l'onda, il che attesta come ancora nel XIX secolo fosse già diventato un'icona popolare. La mostra rivela inoltre i rapporti tra Oriente e Occidente, sottolineando l'impatto delle opere di Hokusai sugli impressionisti come Van Gogh. L'esposizione è il frutto di una collaborazione tra pubblico e privato. L'assessore De Gregorio ha sottolineato come il contributo degli imprenditori sia stato fondamentale per il successo dell'iniziativa. E quindi noi consideriamo questa operazione, oltre che un'operazione estremamente interessante dal punto di vista storico-artistico, anche dal punto di vista, del rapporto impresa-cultura nell'investimento in cultura da parte dei privati.